Fondata da Andrea Beccocci nel 1972, la IM iniziò la sua produzione con ciclomotori monomarcia. Successivamente, nel 1973, seguendo la moda della moto fuoristrada, fu presentato il 55R, motorizzato Franco Morini. Seguirono negli anni numerosi modelli da cross e regolarità nelle cilindrate 50, 100 e 125, che adottavano il motore Sash. L'estetica accattivante e le ottime prestazioni caratterizzavano le moto della casa toscana, che non avendo un'enorme produzione puntava su motociclette ben rifinite in tutti i dettagli, con un prezzo superiore alla maggior parte delle rivali del momento. Verso la fine degli anni 70 furono presentati nuovi modelli di 250 cm3 che montavano il motore Sash 7 marce. La produzione delle motociclette IM durò fino al 1987.